Passiamo quindi all'intervento del professore Mattietti, che insegna storia della musica all'Università di Cagliari. Nella sua produzione scientifica figurano contributi significativi su aspetti analitici e teorici della musica del XX e del XXI secolo e su compositori come Clementi, Guacciaro, Romitelli, Filidei, eccetera. Esperto del teatro musicale contemporaneo, ha recentemente curato l'aggiornamento del dizionario dell'opera edito da Baldini Castoldi. All'attività di ricerca affianca quella di critico musicale per le riviste Amadeus, Classic Voice, il Corriere Musicale. È inoltre vicepresidente appunto dell'Associazione Nazionale Critici Musicali. Ci parlerà di ricerca musicale tra creazione e ricreazione. Grazie, ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori, a partire da il direttore Troncon, per questa interessante giornata di studio e di confronti in un campo così che è un po' di sabbie mobili, no? Ci stiamo muovendo tutti un po' così alla ricerca di definizioni anche terminologiche e di in qualche modo delle bussole per capire bene le cose. Io direi il contributo che posso dare appunto è legato in parte anche a questa doppia vita di militante critico e di studioso che si occupa di un repertorio, diciamo, un po' marginale nel campo degli studi musicologici, che è la musica del XXI secolo, verso la quale mi sono sempre più orientato. Quindi, diciamo, una musica non storicizzata, nel senso che ovviamente si tratta di parlare di compositori viventi, non è un lavoro fatto negli archivi o sui manoscritti, ma diciamo, è come una ricerca sul campo, ecco, forse più vicino alle metodologie della etnomusicologia. In più, forse il mio contributo può anche nascere dal fatto che, come il professor Dinko Fabris, anch'io ho insegnato in conservatorio, ma più di lui ho insegnato materie diverse, perché ho iniziato appunto con insegnare storia della musica, poi ho insegnato solfeggio per 3 anni, ho insegnato armonia e poi ho avuto il ruolo in composizione. Poi sono transitato all'università e per anni ho cercato, appunto avendo questa doppia esperienza, anch'io mi sono trovato a insegnare contemporaneamente al Conservatorio di Cagliari e avere un contratto all'università, un po' come ha raccontato Dinko. E quindi ero anch'io così propenso molto a favorire questa fratellanza tra questi due mondi che si guardano tradizionalmente molto in cagnesco, no? Però suscitando soltanto diffidenze reciproche che finora non hanno portato a nulla, no? C'è proprio una tradizione di insofferenza quasi reciproca, però penso che appunto come è stato detto e ripetuto anche da Rocca Tagliati, è venuto il momento, e forse già i tempi sono cambiati, no? Si percepisce molto chiaramente da parte di tutti quelli che lavorano da una parte e dall'altra, insomma, al di là di quello che abbiamo detto anche oggi, che è venuto il momento di attivare delle collaborazioni, e questi dottorati mi sembrano il viatico in qualche modo giusto. Il tema appunto della definizione dell'artista ricercatore, non solo il musicista ricercatore, è il punto chiave di tutto questo, appunto. Spesso si pensa che possano esserci delle diciamo dei terreni intercurricolari che possano facilitare questo avvicinamento. C'è però secondo me un nodo che in qualche modo è emerso un po' in tutti questi interventi, e dal quale vorrei in qualche modo un po' smarcarmi, anche qui appunto magari in maniera forse un po' provocatoria, nel senso che lo stessa definizione Artistic Research on Musical Heritage parla di patrimonio, no? Ed che è l'oggetto di ricerca sostanzialmente
della musicologia da 150 anni, poi declinato in vari modi e che noi, ecco, appunto anche insieme al professor Dinco Fabris abbiamo cercato di valorizzare anche attraverso un premio. Forse vale la pena dire due parole anche su questo premio Aduim che esiste c'è stata fatta un'edizione, adesso ci sarà la seconda, quindi è un premio giovanissimo. Anche perché abbiamo un premiato. Abbiamo un premiato qui in sala perché il primo premio è andato a questa produzione della Senna Festeggiante fatta al Festival dell'Accademia Musicale di Siena per un'edizione critica curata dal professor Borin e con l'esecuzione fatta dai giovani strumentisti del Mozarteum che hanno appunto applicato il famoso hip, questo hip hip hurrah, possiamo dire, no? Che è l'esecuzione storicamente informata. Quindi c'è stato anche qui una sorta di connubio tra il lavoro classico, diciamo, del musicologo che fa l'edizione critica e il lavoro pratico sul campo dei musicisti che hanno studiato la pratica esecutiva. Noi abbiamo voluto appunto istituire questo premio e premiare nella prima edizione questo progetto proprio per dimostrare un po' al mondo musicale che i musicologi servono a qualcosa, ecco, questo, che non sono dei topi di biblioteca chiusi negli archivi che fanno delle cose che poi restano, no, sconosciute ai più o considerate inutili, no? Il musicologo alimenta attraverso i suoi studi e le sue ricerche l'attività anche della vita musicale, insomma la produzione musicale. Noi premiamo dei prodotti musicali nati dalla ricerca musicologica. E su questo appunto è interessante notare che di solito quando si parla di ricerca musicologica si parla di storia, di qualcosa che è avvenuto nel passato, e questo invece che stava raccontando il collega appunto questo centro di studi che si trova in Olanda, dimostra invece che diciamo, c'è un'apertura verso forme e esperienze musicali anche attuali che dovrebbe permettere di bypassare quest'idea che ci si occupa soltanto di patrimonio già consolidato. Io ho visto anche dei 10 curricula presentati dal conservatorio in questo dottorato nazionale presentato a Castelfranco. Ci sono 2 di performance e poi c'è un percorso di nuovi linguaggi musicali e uno di arti creative sonore, quindi è sempre un po' minoritario, diciamo, l'aspetto della creazione di qualcosa di nuovo. È interessante anche che le borse sono state destinate a progetti legati all'opera, se non ho capito male. C'è l'opera per bambini, però poi c'è l'opera del Seicento, del Settecento, l'opera post-metastasiana, c'è l'opera italiana multimediale, però che quindi in qualche modo apre anche le prospettive alla creazione contemporanea. C'è appunto anche parlando, perché poi appunto le riflessioni che stiamo facendo sono anche un po' il frutto di interlocuzioni con vari attori sulla scena che sono sia colleghi universitari che docenti di conservatorio. C'è chi vede comunque nella ricerca soltanto il filone storico-filologico oppure quello elettronico, no? Come se l'unico sbocco possibile per fare ricerca sia quello di sviluppare nuovi software o applicazioni in campo elettronico. Insomma, un altro punto sul quale si è spesso riflettuto è quello che la ricerca, diciamo, soprattutto la ricerca scientifica, ha appunto una base di sponsorship, no? A volte anche sostanziosa, che viene dal mondo privato. Quando si parla invece di musica, gli sponsor si muovono soltanto non per la ricerca, ma per sostenere la produzione di qualcosa che è già in qualche modo consolidato, cioè
appunto questo termine che io ho indicato nel mio titolo, tra creazione e ricreazione. Ricreazione può intendersi sia come ricreare qualcosa che è stato già fatto, dal Salterio alle cantate di Vivaldi, ma può essere anche inteso come puro intrattenimento, no? Sembra che finora degli sponsor privati che finanzino la ricerca in campo artistico e musicale, almeno in Italia, non ce ne sono. Se voi guardate un programma di sala della Scala o di qualche teatro, trovate tantissimi sponsor, però destinati soltanto alla produzione di quello spettacolo, perché quello dà lustro no, all'istituzione musicale in questione. E invece, appunto, in altri paesi l'idea che, appunto, come avviene penso in Olanda, no? Perché non credo sia tutto finanziato con soldi pubblici, ci sono tanti sponsor, l'idea della ricerca applicata alla creazione contemporanea nelle sue varie declinazioni è una cosa che è già attecchita. Vengo allora appunto al nodo centrale, quello della creazione, che appunto si può definire come sinonimo di composizione, anche se appunto spiegherò che la composizione è qualcosa oggi di molto diverso rispetto a quello che è stato fino a qualche decennio fa. Qui c'è una cosa che dico così tra parentesi: spesso appunto in queste riflessioni si è pensato che la composizione possa essere legata alla produzione, quindi che non sia sovrapponibile alla ricerca, oppure se è riflessione estetica torna di nuovo nel campo della musicologia. Invece, se uno va a vedere, appunto ne parlavamo anche ieri in qualche chiacchierata con i colleghi, nel mondo diciamo europeo, americano, il mondo musicale, esistono già dottorati dove la composizione è tout court considerata ricerca. Citavo il caso di Harvard, ad esempio, dove non esiste neanche il progetto di dottorato, si presenta il compositore che deve avere già una sua carriera in qualche modo consolidata e caratterizzata da qualche aspetto ovviamente innovativo e di originalità, presenta le sue composizioni a una commissione che poi viene ammesso, ha 5 anni di durata questo dottorato, e deve produrre alla fine 20 o 30 minuti di musica, insomma, quindi di fatto non deve neanche produrre un elaborato, un testo, una tesi o qualcosa del genere. Questo diciamo è un caso un po' estremo, nel senso che poi gli altri dottorati, come quello che c'è a Parigi, che viene all'acronimo SACRE, che è Science, Art, Création et Recherche, no? Quindi è legato ovviamente anche alle arti e non solo alla musica, però c'è il termine création, vuol dire appunto creazione, ed è un programma di dottorato in cui i proponenti, i candidati devono presentare un progetto, sulla base di quel progetto poi lavorano come dottori di ricerca e devono produrre una composizione e poi una tesi legata appunto al loro progetto di ricerca. Ci sono anche molti italiani che hanno già fatto questo SACRE, come Francesca Verunelli, Lara Morciano, Giovanni Bertelli, che è di Verona, tra l'altro, quindi è uno dei tanti veronesi come Stroppa, Donatoni, eccetera, che segue un po' i percorsi dell'avanguardia. Poi appunto, adesso ho citato solo alcuni casi, anche a Graz si presenta un progetto e poi porta alla fine del dottorato alla composizione più una relazione. Ovviamente esistono anche i dottorati in performance, no? Pensate all'Accademia Sibelius, il dottorato si fa appunto anche con l'esecuzione strumentale, però deve essere sempre accompagnato alla fine da un ampio testo
legato appunto alla riflessione sul tipo di repertorio e di prassi esecutiva che si è adottata. Quindi tra questi due estremi, cioè di considerare la composizione ipso facto come una ricerca, oppure la ricerca considerata solo dal punto di vista diciamo musicologico. Ieri per esempio si faceva un caso un po' estremo, ma forse è utile a chiarire un po' il ragionamento. Si diceva, beh, la quinta sinfonia di Beethoven è un prodotto di ricerca in sé, cioè, però il ricercatore non è Beethoven, non va a lui il merito, va al musicologo che ha scritto qualcosa sull'originalità di questo pezzo, quindi e questo si può applicare a tante cose, no? Anche nel campo dell'arte, eccetera. Allora, appunto, la fusione che io immagino tra questi due mondi in qualche modo oggi è già presente, intanto nel fatto che molti compositori, diciamo, già sono in qualche modo musicologi di se stessi, nel senso che ci sono tante riviste, penso ad esempio a Musikkonzept, Posizione in Germania, dove c'è sempre la presenza di qualche testo di compositori che parla della sua estetica musicale, dei suoi progetti, del suo pensiero e dell'originalità delle prospettive appunto che mette in campo. In più appunto, parlando di queste intersezioni tra discipline diverse, a cui si è già accennato anche nelle relazioni precedenti, viviamo in un mondo in cui la composizione è molto trasversale. Prima si faceva il caso di Giuliano Bracci, che appunto adesso ha avuto l'incarico proprio al Conservatorio di Parma, ma che comunque ha fatto un lavoro, no, di ricerca e che ha messo insieme, penso, no, io non lo conosco, però lo scopro adesso, delle cose beethoveniane ha riletto, ha fatto delle riletture anche di Schubert, sì, di Franz Schubert, sì. No, perché poi c'è ad esempio un compositore come Alexander Schubert, a proposito di ibridazioni, che è un compositore tedesco molto noto, molto eseguito in questi primi decenni del secolo, che ad esempio ha lavorato molto con le tecnologie dei sensori di movimento ed è uno dei compositori che hanno ibridato molto il linguaggio della composizione con quello della performance. C'è poi una teatralità insita. Io adesso avevo pensato anche di proiettare però i tempi vedo che sono piuttosto stretti, quindi vi cito soltanto alcuni casi. La ricerca compositiva oggi è molto legata al gesto e alla teatralità. In qualche modo il gesto ha invaso il campo stesso della composizione. Si usa ad esempio il digitale oggi per simulare un mondo fisico. Si creano opere dove ci sono degli avatar, dei performer virtuali che agiscono in parallelo con i musicisti sulla scena. Pensate, questo se qualcuno è curioso può andare a vedere, si trova un po' tutto oggi su YouTube, c'è un ciclo di pezzi intitolato Piano Hero di quello che è considerato il più importante compositore in Belgio oggi, che è Stefan Prinz, che forse ti sarà capitato di ascoltare. Praticamente c'è uno strumentista in scena che suona una tastiera digitale che comanda una serie di immagini e suoni campionati che vengono proiettati, nei quali c'è un pianista vero che fa delle azioni che però vengono accelerate, ripetute in modo non naturale, diciamo in qualche modo soprannaturale, nel senso che può eseguire delle cose a una velocità impossibile dal punto di vista fisico, ma che viene gestito dal pianista che attraverso questo campionatore muove il suo
il suo alter ego proiettato nello schermo. Quindi si crea anche questo effetto illusorio di avere un pianista che suona, in realtà lui non sta suonando nulla, sta soltanto inviando dei dati audio-video a questo schermo che è poi l'oggetto della composizione, della performance. Appunto, questo è anche un aspetto molto interessante in cui tutto quello che si pensava come illusione, forse alla fine del XX secolo, che la tecnologia avrebbe avuto delle prospettive, diciamo, quasi metafisiche, che avrebbe potuto l'elettronica e il mondo digitale far scomparire l'aspetto fisico. Invece c'è una ricerca appunto di rimettere il corpo in qualche modo in scena e di usare appunto il gesto strumentale dal vivo o campionato o virtuale come oggetto principale. Ci sono altri filoni molto interessanti che sono legati per esempio alla scrittura del gesto. Pensate appunto a composizioni del compositore danese Simon Sten Andersen, che scrive dei pezzi anche per archi dove gli strumentisti non fanno niente di straordinario, però indica soltanto il gesto, diventa quasi una coreografia di movimenti di archetto e che producono dei suoni, ma la scrittura in partitura è una scrittura legata più alla coreografia, al gesto, no? Quindi è come se venisse messo in primo piano questo aspetto teatrale e in secondo piano in qualche modo il suono. Adesso è soltanto così una carrellata generica per dire anche poi delle estensioni protesiche, appunto come quelle che abbiamo detto, o degli avatar virtuali che vengono collegati al corpo dell'esecutore. Citavo prima Alexander Schubert in un pezzo molto eseguito che si intitola Point Ones. C'è un direttore d'ensemble che ha sulle braccia una quantità di sensori, dirige un ensemble, quindi il pezzo parte come una composizione normale in cui c'è un direttore e dei musicisti che suonano, però poi si capisce via via che il movimento delle sue braccia genera dei suoni e quindi praticamente il suono dell'ensemble viene via via a scomparire e viene sostituito dal suono prodotto da questa specie di coreografia delle braccia. E si parlava prima per esempio di nuove forme di opera che oltre appunto a questa immersione nel mondo digitale hanno portato anche all'opera partecipativa, a un'opera che è in qualche modo simile a quella che nel campo dell'arte contemporanea è la land art, cioè è un'opera che occupa gli spazi, che coinvolge anche gli ascoltatori presenti e diciamo tra questa infinità di declinazioni possibili della composizione c'è anche un aspetto molto interessante, diciamo che è la composizione attraverso frammenti di musica preesistenti. Quindi quello un po' che si diceva già prima è già parte integrante di questi nuovi linguaggi musicali, nel senso che ci sono molti compositori che compongono su frammenti di musica del passato remoto, recente, anche molto recente. Un esempio tra tutti, sempre di Simon Sten Andersen, è Don Giovanni all'Inferno, che è stata messa in scena al Teatro di Strasburgo, all'Opera di Strasburgo 2 anni fa, e che è un rimontaggio che parte dalla scena finale del Don Giovanni e poi continua con Don Giovanni e segue il suo percorso all'inferno con un montaggio di frammenti di opera, cioè non c'è neanche una nota scritta ex novo da Sten Andersen, sono tutti frammenti tratti da opere ambientate all'inferno. E a volte anche però una specie di collage dove magari c'è una sola battuta di un'opera seguita dalla battuta di un'altra, quindi a volte ci sono dei dialoghi surreali in cui
c'è il testo e la musica di un personaggio che dialoga con un personaggio diverso, questo diverso proprio di un'altra opera. Quindi anche questa prospettiva di creazione, appunto tirando le somme, è che quei due criteri che diceva Roccatagliati sull'originalità e il progresso della conoscenza già si trovano in questo oggetto della ricerca, e quindi con un'ipotesi che propongo, e qui concludo, di possibile fusione tra la ricerca musicologica e appunto la pratica musicale, e quindi la fusione tra l'esperienza dell'accademia e quella dell'università e quella dei conservatori, è di guardare all'attualità, che l'attualità, adesso ho parlato dell'attualità della composizione, però anche l'attualità della performance, se in qualche modo accompagnata da una riflessione, no, di quello che accade, basta guardarsi intorno, può diventare un oggetto di ricerca e può trasformare il ricercatore musicale in un ricercatore a tutti gli effetti, che non vada necessariamente a guardare alla storia. Adesso voglio dire, anche se non c'è il bidello che dice ora est o senza le toghe, insomma si può immaginare un ricercatore musicale che no, in qualche modo sostituisca l'attività del critico, e qui chiudo il cerchio anche con la mia esperienza di critico musicale, perché il critico, che di solito segue l'attualità sia dal punto di vista delle nuove composizioni sia dal punto di vista delle nuove forme di interpretazione, perché di solito il critico che scrive di come un direttore ha diretto o come un ensemble ha cantato un determinato repertorio, però lo fa spesso senza appunto senza una base di ricerca. Se questa attività appunto fosse svolta con le metodologie, la disciplina scientifica della ricerca, affidandola proprio ai musicisti, cioè quelli che studiano in conservatorio, perché io penso ai miei studenti all'università, escluderei che potessero svolgere qualcosa del genere, però guardando come oggetto delle loro ricerche a quello che accade oggi, lasciando ai musicologi di vedere quello che è accaduto ieri nel passato. Grazie.